Aspettando Matteo Renzi, il Partito Democratico di Treviso s'accende. Tra i democratici c'è grande fermento. Si commentano le dichiarazioni del sindaco di Firenze che dà la sveglia e chiede subito un governo di larghe intese o altrimenti nuove elezioni. L'Italia ha bisogno di un governo e ha bisogno delle leggi per far funzionare questo paese. Abbiamo perso troppo tempo, probabilmente ne stiamo perdendo ancora. E se all'interno del partito veleggia il fantasma della scissione, nel trevigiano lo scossone sotto la frusta del rottamatore che vorrebbe mettere fuori dai giochi l'intera gestione politica del segretario della sua cerchia non spaventa, anzi. Bersani ha provato a fare un governo e non ci è riuscito. Abbiamo ascoltato la proposta di Bersani, una proposta che non è stata accolta da nessuno. Io considero Renzi una risorsa e penso che sia una persona che può fare veramente del bene per il nostro Paese. Deputati e sindaci concordano, è il rottamatore la svolta che serve all'Italia, anche se per il candidato primo cittadino di Treviso si devono aspettare quelle 8 proposte istituzionali da parte dei 10 saggi. Fatte queste, il senso di responsabilità e di buonsenso di tutti i parlamentari si vedrà, perché è su questo che si dovrà fare una larga intesa. E non su spartizioni vecchio stile. Intanto i grillini stanno a guardare e a Treviso, proprio come Beppe Grillo nello tsunami tour che fece tappa in città, i 5 Stelle si preparano ad incontrare le categorie economiche giovedì 11 aprile. Sulle attività produttive, commercianti, agricoltori, artigiani, un momento di confronto con la città per raccogliere stimoli e esigenze per rilanciare il centro storico e le attività produttive in città.